Eder, Mech, Pallister. Sin dal primo giorno delle indagini avevo ipotizzato, visto la tranquillità e la serenità di Sebastiano Visintin, che se fosse stato lui l'artefice in qualche modo di quanto accaduto alla moglie, in qualche modo poteva aver messo in mezzo qualcuno, probabilmente qualcuno preso oltre confine. Questa ipotesi prenderebbe tuttora quota, visto che risulta un DNA non identificato. Ovviamente tanti mi hanno già scritto: ma lo scooterista è stato controllato? Certo, lo scooterista è sospetto, però visto che si sa chi sia, credo che non sia lui la persona da attenzionare, quanto un soggetto d'oltre confine, probabilmente, che Sebastiano, nel caso in cui avesse una responsabilità, avrebbe avuto modo di contattare e assoldare per pochi euro. Naturalmente ci sono altre circostanze, qualcuno ha pensato al figlio che per ragioni economiche avrebbe avuto grande interesse ovviamente dalla morte di Liliana, ma non è mai stato trovato ad oggi nulla contro di lui. Anche la pista Sterpin non ha mai convinto nessuno, perché Sterpin ha tenuto un comportamento lineare con una responsabilità assente, e ovviamente qualche dubbio in più ha suscitato invece Fulvio Covalero. E allora su questi tre personaggi principalmente ipotizziamo, in base ai moventi, quali possano essere le valutazioni di responsabilità. Domanda numero 1. Movente relazionale, gelosia, separazione, controllo. In questo quadro affettivo, il baricentro è alto sia per Sebastiano Visintin, al quale attribuiamo 8 su 10, sia per Fulvio Covalero, anch'egli a 8 su 10. Resta appena sotto Claudio Sterpin, con 7 su 10. Domanda numero 2. Movente economico domestico, casa e status quo. Qui pesa soprattutto Sebastiano Visintin, 9 su 10. Claudio Sterpin segue a 6 su 10, Fulvio Covalero è più lontano, 2 su 10. Domanda numero 3. Opportunità mattutina in abitazione, finestra fra le 8 e le 12. Per prossimità e routine, Sebastiano Visintin sale a 9 su 10, Claudio Sterpin resta su 5 su 10, Fulvio Covalero su 3 su 10. Domanda numero 4. Conoscenza dei luoghi, casa, zona di San Giovanni Boschetto. Sebastiano Visintin è su 8 su 10, Claudio Sterpin su 6 su 10, Fulvio Covalero su 5 su 10. Domanda numero 5. Percorsi ombra poveri di telecamere dalla casa al boschetto. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 6 su 10, Fulvio Covalero 5 su 10. Domanda numero 6. Accesso e possibile manipolazione del telefono di Liliana. Sebastiano Visintin 9 su 10, Claudio Sterpin 6 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 7. Logistica di spostamento e occultamento del corpo. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 5 su 10. Domanda numero 8. Manualità con sacchi e legature coerenti con l'occultamento. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 5 su 10. Domanda numero 9. Conoscenza di accessi, sentieri e passaggi nel parco. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 5 su 10. Domanda numero 10. Deposito dopo sosta altrove, ambiente fresco o umido come ipotesi logistica. Sebastiano Visintin 6 su 10, Claudio Sterpin 4 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 11. Delitto di prossimità, routine, abitudini, accessi frequenti. Sebastiano Visintin 8 su 10, Claudio Sterpin 6 su 10, Fulvio Covalero 6 su 10. Domanda numero 12. Chiavi e facilità d'ingresso in appartamento. Sebastiano Visintin 9 su 10, Claudio Sterpin 4 su 10, Fulvio Covalero 3 su 10. Domanda numero 13. Ultimo contatto del mattino, leva relazionale e temporale. Claudio Sterpin qui pesa di più, 7 su 10. Sebastiano Visintin 6 su 10, Fulvio Covalero 3 su 10. Domanda numero 14. Beneficio dal mantenere lo status coniugale rispetto a una nuova vita per Liliana. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 4 su 10, Fulvio Covalero 3 su 10. Domanda numero 15. Contrasti recenti come possibile miccia. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 6 su 10, Fulvio Covalero 6 su 10. Domanda numero 16. Comportamento dopo la scomparsa, coerenza, sangue freddo, gestione. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 5 su 10. Domanda numero 17. Gestione mediatica e capacità di indirizzare il racconto. Sebastiano Visintin 6 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 18. Dichiarazioni difensive o contraddittorie, rischio boomerang.
Sebastiano Visintin 6 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 19. Presenza nelle comparazioni su reperti, esposizione tecnica. Sebastiano Visintin 6 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 20. Indicatori di controllo domestico, materiale, routine, accessi. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 4 su 10, Fulvio Covalero 3 su 10. Domanda numero 21. Whereabouts e alibi nella finestra fra le 8 e le 12. Sebastiano Visintin 9 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 3 su 10. Domanda numero 22. Prossimità fisica alla casa e all'area del rinvenimento. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 6 su 10, Fulvio Covalero 5 su 10. Domanda numero 23. Messa in scena e depistaggio nel deposito al parco. Sebastiano Visintin 8 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 5 su 10. Domanda numero 24. Reazioni all'evoluzione peritale, accoglimento o resistenze. Sebastiano Visintin 6 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 25. Capacità fisica e resistenza compatibili con aggressione e movimentazione. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 6 su 10, Fulvio Covalero 5 su 10. Domanda numero 26. Sopraffare rapidamente, poi provocare asfissia, limitando i segni esterni. Sebastiano Visintin 7 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 27. Avvistamenti generici e sovrapposizioni narrative. Sebastiano Visintin 5 su 10, Claudio Sterpin 6 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 28. Manipolazione di tabulati e tracce digitali in ambito domestico. Sebastiano Visintin 9 su 10, Claudio Sterpin 4 su 10, Fulvio Covalero 3 su 10. Domanda numero 29. Segnalazioni di urla o alterchi in fascia mattutina. Sebastiano Visintin 6 su 10, Claudio Sterpin 5 su 10, Fulvio Covalero 4 su 10. Domanda numero 30. Cui prodest aggregato, somma di movente, opportunità e compatibilità. Il quadro complessivo lascia Sebastiano Visintin in cima con 9 su 10. Claudio Sterpin converge su 6 su 10, Fulvio Covalero su 5 su 10. Ecco la classifica finale. Primo, Sebastiano Visintin 219. Secondo, Claudio Sterpin 159. Terzo, Fulvio Covalero 129. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.